Record storico di espositori a Vinitaly per l'edizione numero 51 che si è aperta domenica. Le aziende presenti sono 4.300 e vengono da tutto il mondo. Per la prima volta arrivano anche da Russia e Giappone per farsi conoscere. Portano il sake, bevanda estratta dal riso, e il Giappone ha aziende che vogliono stringere legami commerciali con l'Italia. Lo stesso puntano a fare i cinesi. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, qualità e quindi investimenti nelle aziende agricole e vitivinicole sono i passaggi chiave di questa fase mondiale della produzione. Il Veneto è il primo produttore nazionale con 10 milioni e 600 mila ettolitri. Siamo il quarto esportatore mondiale con oltre 2 miliardi di euro di fatturato e rappresentiamo il 35% del fatturato nazionale. Abbiamo 30.000 aziende, 86.000 ettari, 22.000 addetti e diciamo che il comparto sta crescendo bene grazie ai nostri fantastici produttori e agricoltori che hanno creduto nella qualità e riescono a offrire al mercato 53 vini autorizzati. Intanto prosegue il percorso intrapreso dall'Italia, con il Veneto in prima fila per far riconoscere le colline del Prosecco patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, un biglietto da visita da spendere nel mondo non solo per la qualità dei vini, ma anche per la bellezza dei territori. Ma c'è già una nuova sfida e un nuovo traguardo. Patrimonio dell'umanità, 15 comuni delle colline del Prosecco significa fare un salto di qualità estremo, entrare nel gota dei grandi territori mondiali e quindi lo dico ai viticoltori del Prosecco, me lo dico a tutta la viticoltura veneta, saremmo oggetto di grande attenzione, di grande attrazione, perché poi quando uno dice patrimonio dell'umanità Prosecco comunque viene a farsi il giro del vino, no, del Veneto. Proprio per questo vogliamo iniziare a partire da un altro dossier sul Valpolicella, patrimonio dell'umanità. Da Vinitaly parte anche la richiesta per un forte alleggerimento della burocrazia, troppi adempimenti per gli imprenditori vinicoli e agricoli in genere, che chiedono procedure più snelle, corsi sulla sicurezza più pratici e ottimizzare i controlli nelle aziende. La sfida al 2018 è già lanciata.